Il Marsala Calcio esce sconfitto con un netto 3-0 dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. La formazione di mister Cardinale, grazie a 3 gol su calci piazzati, 2 corner e un calcio di rigore, si è aggiudicata i primi 3 punti della stagione al termine di un match che ha nuovamente messo in evidenza i limiti della squadra lilibetana. Pronti via e la partita è stata sospesa per circa 2 minuti a causa dell'infortunio ad una caviglia dell'arbitro Ruggero Alessi della sezione di Palermo, che fortunatamente ha potuto poi riprendere regolarmente la gara. Al terzo minuto, sugli sviluppi di un corner, i locali con Tarantino provano subito ad impensierire la retroguardia azzurra. Un minuto dopo, altra occasione per il Castellammare con Danilo Terranova che calcia la buona posizione, ma la sfera termina di poco a lato. Al 23esimo è il Marsala che si affaccia in area avversaria. Il neoarrivato Troncoso difende bene il pallone, prende posizione, ma tenta un'improbabile conclusione in mezza rovesciata che si spegne ampiamente sopra la traversa. 2 minuti dopo, la più ghiotta occasione costruita dalla formazione di mister Brucculeri. Ottimo schema su calcio piazzato, Mazzeo serve in verticale Mangiaracina, cross nel mezzo, rovesciate di Isaia e da pochi centimetri dalla linea di porta clamorosamente Troncoso impatta malissimo, fallendo una rete praticamente fatta. Alla mezz'ora, sempre su palla inattiva, torna a farsi pericoloso il Castellammare con Messina. Al 33esimo i locali recriminano per un fallo in aria su Mattia Terranova, ma l'arbitro lascia giocare. Un minuto dopo la rete del Castellammare con Capitan Adamo, bravissimo a coordinarsi sugli sviluppi di un corner e a trovare il palo lontano con un perfetto colpo di testa. Proteste del Marsala, in modo particolare di Valerio Genesio, rimasto a terra dopo il contatto proprio con il numero 5 in maglia nera. Prima del riposo, altra recriminazione per i ragazzi di mister Cardinale che con il velocissimo Ba, una vera spina nel fianco per la difesa azzurra, trovano il raddoppio, ma il gioco era stato precedentemente fermato dal signor Alessi per un intervento irregolare dello stesso attaccante ai danni del portiere azzurro. Nella ripresa, l'attesa reazione del Marsala si concretizza solo con un'incursione in aria di Mangiaracina, bravo ad entrare tra le maglie nere ma non trova nessun compagno smarcato, e 3 minuti dopo con Accardo che ci prova dalla lunga distanza su assist di Troncoso, chiamando in causa Di Paola che con qualche difficoltà si salva. Al 65esimo un incontenibile Ba si invola verso la porta avversaria seminando il panico tra i difensori azzurri e viene atterrato in aria al termine di un contrasto probabilmente iniziato fuori. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, rigore. Dagli 11 metri si presenta Danilo Terranova che non fallisce, palla da un lato e portiere dall'altro. A questo punto il Marsala si smarrisce definitivamente e gli avversari prendono in mano le redini del gioco. Al 76esimo Ba si mette in proprio e dopo uno slalom calcia benissimo. Solo la traversa gli nega la gioia del gol. Un minuto dopo, sempre il numero 9 in maglia nera, dopo un ottimo scambio, trova un buon varco per Frisella che realizza ma in posizione di fuorigioco, rete annullata. All'85esimo errore di Capitan Genesio, rimasto in campo nonostante un problema al polpaccio, che perde palla mettendo Mattia Terranova nelle condizioni di calciare. Bravo Furnari a deviare in corner. Sugli sviluppi dell'angolo il Castellammare cala il tris con Messina, bravissima ad impattare di testa e a depositare la sfera nell'angolo alto alla destra di un incolpevole Furnari. Prima del triplice fischio c'è da notare l'ennesima azione del solito Ba, neutralizzata a terra dal guardapali azzurro, e una conclusione a giro dalla distanza di Messina, neutralizzata in 2 tempi dal portiere azzurro. Al debutto stagionale nel torneo di eccellenza il Marsala torna a casa a mani vuote con la consapevolezza che c'è ancora molto da lavorare.